Pace del Signore a tutti, buonasera, benvenuti al nostro Adorarti di Santa Cena. Ti invito a alzarti in piedi per iniziare questa nostra serata alla presenza del nostro Signore Gesù. Amen. Quanti sono felici di essere qua questa sera? Quanti sono felici di poter lodare Dio? Quanti sono felici di poter lodare Dio? Amen. 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 Allora chi ha detto amen si può girare verso la persona vicino, darle un abbraccio, dargli una parola di benedizione. Girati verso la persona dietro di te. Girati verso la persona a ore 12 in direzione nord-nord-est. Tutti quelli vicino a te che non restino senza un abbraccio. Amen. Allora, per iniziare oggi il nostro adorarti, attenzione, attenzione, attenzione Liam. Attenzione Lorena, per iniziare il nostro adorarti di Santa Cena voglio chiamare qua davanti tutti i bambini e tutti i preteens della chiesa. Si possono venire tutti quanti qua davanti, tutti qua, tutti qua. Questa sera iniziamo un progetto che Dio ha messo nel cuore di questa chiesa, che è la Chiesa Kids, la Chiesa dei bambini. Da questa sera inizieremo ufficialmente con questa novità, con questa benedizione che farà crescere ognuno di loro nella profondità dello Spirito. E per questo motivo noi vogliamo iniziare questa serata pregando, benedicendo le loro vite, che attraverso questo progetto Dio possa parlare ai loro cuori, possa mostrarsi, rivelarsi a loro. Crediamo in bambini che anche in giovane età possano ricevere il battesimo dello Spirito Santo e possano vivere le meraviglie che Dio ha già fatto vivere a molti qua dentro. Per questo io ti invito a stendere la tua mano verso di loro. Preghiamo per benedire questo culto, ma preghiamo in questo momento perché Dio possa benedire questi bambini e quelli che ancora verranno a fare parte di questo bellissimo progetto, la Chiesa dei bambini. Amen. Signore Gesù, ti preghiamo, Signore, in questo momento per benedire questa serata, per benedire questo adorarti di Santa Cena. Io credo, Signore, che Tu hai preparato meraviglie in mezzo a noi in questa serata e per questo noi ti chiediamo di scendere col Tuo Spirito e la Tua gloria in questa casa. Ma questa sera ti vogliamo anche pregare per ognuno di questi Tuoi piccoli, Signore, per ognuno di questi kids, di questi preteens e per quelli che ancora verranno a fare parte di questo progetto. Un progetto che Tu hai messo nel cuore di questa chiesa, un progetto che farà crescere bambini e preadolescenti nella Tua presenza. Benedici, Signore, la Chiesa Kids, benedici le maestre che prenderanno cura di questi bambini, dagli la capacità, Signore, per farli crescere, l'unzione per ministrare nelle loro vite chi Tu sei. Padre, noi vogliamo che questi bambini possano crescere nei Tuoi cammini, nelle Tue vie e nella Tua presenza. Genera in loro un frutto magnifico che possa farli crescere sempre di più nella Tua presenza e mostrati a loro come già Ti sei mostrato a noi. Per questo noi Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie, grazie Signore. Soltanto un avviso. Ci saranno delle maestre là che prenderanno cura dei bambini per qualsiasi necessità, saranno lì con loro, li accompagneranno di qua se avranno bisogno. Abbiamo preparato in queste settimane, anche grazie
l'intervento dei nostri fratelli Guglielmo, Jefferson, anche altri che si sono messi a disposizione. Abbiamo preparato una stanza di là, una chiesa veramente, e è una stanza il più possibile insonorizzata affinché questi due culti, quello dei bambini e quello nostro, possano avvenire nel miglior modo possibile. Per questo vi chiediamo se è possibile di non andare continuamente di là, aprire la porta, facciamo sì che questa porta resti chiusa. Se qualche bambino avrà la necessità di venire, ci saranno le maestre che li accompagneranno di qua dai genitori, ok? Buon culto a tutti. Alleluia. Gloria al Signore. Il nostro Signore Yeshua è morto sulla croce un giorno, non ha pensato 2 volte di salire in quella croce per donare la sua vita per noi. Alleluia. Per questo voglio invitarvi a dichiarare: Gesù, nessuno è come te. Tutta la chiesa: Gesù, nessuno è come te. Gesù, Nessuno è come te. Gesù, nessuno. Ancora più alto, Gesù, nessuno. Alleluia. Così. Alleluia. Glorioso. Noi cantiamo glorioso. Noi gridiamo: Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò. Glorioso. Tu regnerai per sempre e sempre, e tu vivrai. Il tuo amor sarai per sempre e sempre, non cambi mai. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò: nessuno è come te. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è il Signore. Dichiarerò: nessuno è come te. Glorioso. Noi cantiamo glorioso. Noi gridiamo: Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò. Glorioso. Nessuno è come te. Tu regnerai. La chiesa. E tu vivrai.
Aleluia. Alleluia. Santo è il tuo nome, Signore. Nós te arrendiamo na tua presença. Tu sei Re dei Re, Signore dei Signori. Tu sei meraviglioso. Dio Santo che vive nei nostri cuori. Dichiarare a te. Io mi arrendo a te. Riconosco Che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te. Riconosco che sei qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. La Chiesa. presente qui e vuoi guarire la ferita del tuo cuore.
tua vita. Spezza le catena, spezza le catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, Ti guarigione mentre ti adoro. spezzo ogni catena, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, faccio ogni ferita, porti guarigione. Spezzo ogni catena, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, si spezzo ogni catena, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti spezzo ogni catena, Signore, fascia ogni ferita, porti guarigione. Alleluia. Noi crediamo nel tuo nome, nel tuo santo nome. Tu sei morto in quella croce, oh Dio, per portare la vita, per portare la guarigione. Ah, quanta misericordia, quanto amore. Quanto amore, quanto amore. Tuo amore per me. Sei bellissimo, Signore. Sei bellissimo. Tu sei meraviglioso. Sei
immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato. Puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato. Puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato. Puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato. Puoi abitare qui, puoi abitare qui. Alleluia. Tu amore impressionante. Impressionante il tuo amore, Signore. Noi ci arrendiamo al tuo amore, Gesù. Tuo amore impressionante e audace e viene a riprenderci sempre. Alleluia. Io sento lo Spirito Santo forte che ministra il mio cuore. E Lui questa sera, in questo luogo, è venuto a riprenderti, ovunque tu sei. A volte noi pensiamo che essere lontani da Dio significa soltanto allontanarsi dalla Chiesa. Basta, io vado nel mondo e mi trovate nei bar, nelle discoteche, mi trovate lontano dalla presenza di Dio. Ma la realtà è che non siamo lontani da Dio soltanto quando usciamo dalla Chiesa. Magari possiamo essere dentro la Chiesa e avere il cuore lontano da Dio. E lo Spirito Santo sta ministrando al mio cuore che Lui oggi è qui. Lui è il buon pastore che viene per riprenderti. Non importa dove sei, Lui riuscirà sempre a ritrovare il tuo cuore. Lui non rinuncia a te. Lui verrà sempre a riprenderti. Non rinunciare a Gesù. Non rinunciare al suo amore. Spirito Santo, noi ci arrendiamo a te. Prima che io parlassi, tu cantavi su di me. Tu tieni tanto a me. Tu tieni tanto, tanto a me. Prima che io respirassi, hai soffiato la vita in me. Tu tieni tanto, tanto a me.
ero perso. Quando ero perso il tuo amore lottò per me. Tu tieni tanto, tanto a me. Ero senza valore, ma tu hai comprato me. Tu sei gentile con me. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Non riposa con le 99. Se una si è persa, non posso comprarlo. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi. Distrugge muraglie e rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne. Distrugge muraglie. Porta luce alle ombre e sale montagne per incontrarmi. Distrugge muraglie e rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi. Distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi. Distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi. Distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Non riposa con le 99. Se una si è persa, non posso comprarlo e non me lo merito, ma lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Non riposa se una si è persa, non posso comprarlo. Il Vangelo di Giovanni ci dirà che Gesù è il buon pastore e ci dirà anche di più che il buon pastore
conosce le sue pecore una per una, conosce il loro nome e le pecore riconoscono la voce del suo pastore. E ciò che lo Spirito di Dio ha da dire per te questa sera è che se senti la voce del tuo pastore che chiama il tuo nome, non indurire il tuo cuore. Non indurire il tuo cuore quando il buon pastore ti chiama. Resistere non ti porterà a niente. Resistere ti porterà a ferite, ti porterà a delusioni, ti porterà a dolori. Rispondi alla chiamata del buon pastore. Torna al luogo che lui vuole per te. Torna al centro della volontà del buon pastore. Se oggi sei lontano, se sei fuori dalla chiesa, se il tuo cuore è qua in questo luogo, ma il tuo cuore è fuori, torna. Io non conosco il nome di ognuno di voi, ma io so che Cristo conosce il vostro nome. Conosce il tuo nome, conosce la tua età, dove abiti, chi sei quando nessuno ti guarda. E Lui sta chiamando il tuo nome. Chiudi i tuoi occhi in questo momento. Senti la sua voce che ti chiama. Chiama Gabriela, chiama Andrea, chiama Naua, chiama John. Lui chiama i suoi figli di nuovo alla sua presenza. Non resistere alla chiamata che Dio ha per te. Oh, impressionante, infinita audace amore di Dio. Non riposa con le 99 se una si è persa. Non posso comprarlo e non me lo merito, ma Lui per me si è. Oh, impressionante, Infinita audace amore di Dio. oh, impressionante, infinita audace amore di Dio. Non riposa con le 99 se una si è persa. Non posso comprarlo e non me lo merito, ma Lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinito, audace amore di Dio. Questo è il tuo amore, Gesù. Amen. In questo stesso clima di adorazione, in questo stesso clima di presenza di Dio in mezzo a noi, in questo momento celebreremo la Santa Cena del Signore. Un comandamento, ma anche una gioia che Dio ci ha dato, quella di poter prendere questo succo che per noi rappresenta il sangue che Gesù ha versato sulla croce per tutti quanti noi, e mangiare di questo pane che per noi rappresenta il corpo di Cristo, che Gesù si è fatto strappare sulla croce per tutti quanti noi. Dice così la parola del Signore: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie
lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, perché ogni volta che mangiate questo pane e che bevete da questo calice, voi state annunciando la morte del Signore finché Egli venga. L'usanza della nostra Chiesa è quella di dare questi alimenti a tutti coloro che sono battezzati nelle acque e a tutti coloro che sono in comunione con la Chiesa, col corpo di Cristo, indipendentemente di quale Chiesa tu faccia parte. Se tu sei in comunione con la Chiesa, oggi partecipa insieme a noi di questa Santa Cena. È una gioia nel regno dei cieli quando i fratelli si riuniscono a prendere questi alimenti. È qualcosa che Gesù ci ha donato e oggi noi prendiamo possesso di questa promessa, di questo nuovo patto che Gesù ha stretto con ognuno di noi attraverso il suo sacrificio. Signore Gesù, in questo momento noi prenderemo questi alimenti, questo pane e questo succo d'uva, Signore, che per noi rappresentano il tuo corpo e il tuo sangue che tu hai versato per ognuno di noi. Ti vogliamo ringraziare, Dio. Ti vogliamo ringraziare per averci donato tuo figlio. Ti vogliamo ringraziare, Gesù, per esserti messo a disposizione, per salire su quella croce, per caricare su di te tutti i nostri peccati, per portarci alla vita eterna. Non sappiamo quello che tu abbia sofferto, ma sappiamo che tutto questo tu l'hai fatto per noi. Oggi noi prendiamo questi alimenti e ti chiediamo: rinnova in noi questo patto, Signore, rinnova in noi queste promesse, rinnova in noi la tua presenza, rinnova in noi te vivo nei nostri cuori. Che questa Santa Cena possa produrre un effetto benefico nella vita spirituale di ogni persona qua presente, che possa portare guarigione dalle ferite, che possa portare animo, che possa portare redenzione, che possa portare risveglio. Nel nome di Gesù, Signore, noi ti chiediamo di benedire questi alimenti, di benedire questo momento, di benedire le tue figlie e i tuoi figli qua presenti. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi, distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi, distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi, distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Questo è il tuo amore. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi, distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi,
distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio, non riposa con le 99, se una si è persa, non posso comprarlo e non me lo merito, ma lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Non riposa Con le 99, se una si è persa, non posso comprarlo e non me lo merito, ma lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. È audace e impressionante. È impressionante. Questo è l'amore di Dio per noi. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio, non riposa come 99, se una si è persa, non posso comprarlo e non me lo merito, ma lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Non riposa con le 99, se una si è persa, non posso comprarlo e non me lo merito, ma lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Allora, come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato, tutti insieme, come uno in Cristo, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo del nostro Signore Gesù.
dopo il pane, ancora una volta, tutti insieme, prendiamo questo calice, il calice della nuova alleanza che Gesù ha versato per noi quel giorno sulla croce. Quanto amore, quanta grazia. La più grande dimostrazione di amore. Amore infinito, Signore. Tua grazia è meravigliosa, Padre. Il tuo regno è eterno. Tu sei santo, 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 santo. Il tuo amore è impressionante, Padre. Amen. Possiamo accendere le luci? Passeremo in questo momento al ministero della parola.
Voglio soltanto prima salutare i nostri visitanti che sono qua con noi, che ci fanno compagnia questa sera. Oggi sono con noi Josiane, sorella della nostra missionaria Chris, là dietro. C'è anche Alessandro, là, Alessandro, benvenuto. E Maria, benvenuta. Cosa possiamo dire a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Facciamo un applauso ai nostri visitanti, se c'è qualcuno vicino a loro che può dargli un abbraccio, una parola di benedizione, qualcuno che vada a salutare il buon Alessandro là dietro, che è un piacere averlo con noi. Amen. Allora, vi invito a aprire le vostre Bibbie nel Vangelo secondo l'Apostolo Giovanni, capitolo 4, leggeremo alcuni versetti. Oggi ho messo la giacca per la Santa Cena, sono un po' infastidito da quest'usanza. Allora, la parola di oggi è una parola che Dio mi ha ministrato questa settimana e me l'ha ministrata subito dopo il culto di mercoledì. Mercoledì abbiamo avuto il nostro B-Brazer degli uomini, è stata una benedizione. Chi c'era ha visto quello che Dio ha fatto in mezzo al gruppo degli uomini. Veramente è stata una serata miracolosa, non perché abbiamo visto quei miracoli di cui magari ci parla la Bibbia, no? Ma è stata una serata miracolosa perché abbiamo visto uomini in ginocchio ai piedi di Gesù, abbiamo visto uomini in lacrime arrendersi davanti al Signore, e questa non è una cosa che si vede così spesso, e credo che Dio abbia compiuto il suo proposito in questa serata in cui noi uomini ci siamo veramente immersi nella presenza di Dio. È stata una immersione totale nella presenza di Dio, è stato qualcosa di meraviglioso. E la presenza di Dio è qualcosa di fondamentale per la vita di noi cristiani, per la vita di tutti noi che veniamo in chiesa, che seguiamo Gesù. La presenza di Dio è qualcosa senza la quale non possiamo stare. Il sentire, il percepire questa presenza durante i culti, nelle lodi, a casa, durante una preghiera, quando magari siamo ai piedi del nostro letto, in ginocchio e cominciamo a pregare, cominciamo a piangere. Insomma, chi ha già provato questa presenza sa di cosa sto parlando. Il re Davide, no? Il re Davide era una persona la cui la massima ambizione era stare alla presenza di Dio. Ciò che più di tutto lui voleva era stare alla presenza di Dio. Quando è stato fatto re, la prima cosa che ha fatto Davide, no? È stato chiamare il capo delle guardie su, il capo dell'esercito. Gli ha detto: vieni qua, dobbiamo fare una cosa, ho una missione per te. E il capo dell'esercito ha detto: va bene, che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo fare un qualcosa che ci farà diventare invincibili. Va bene, che cosa hai in mente, Davide? Hai in mente di fortificare l'esercito? Arruoliamo più persone nell'esercito? No, non è questo. Hai in mente di creare una catapulta, una nuova arma, un qualcosa per farci vincere ogni battaglia? No, non è questo. A che cos'è, Davide? Noi andremo a prendere l'arca dell'alleanza.
e la porteremo a Gerusalemme, perché l'arca dell'alleanza è la presenza di Dio in mezzo a noi. E se noi abbiamo la presenza di Dio, noi vinceremo qualsiasi battaglia. Non c'era niente di più importante per Davide che stare alla presenza di Dio. Quando Davide ha commesso quel famoso peccato di adulterio, poi omicidio, ha scritto quel bel Salmo 51 in cui c'è quel versetto molto conosciuto, molto citato, in cui Davide dice: ti prego Dio, non ritirare da me il tuo Santo Spirito. Ma quello stesso versetto comincia con altre parole. Davide dice: non togliermi dalla tua presenza e non ritirare da me il tuo Santo Spirito. La presenza di Dio era tutto per Davide. Dio, è meglio stare un giorno nella tua casa, un giorno alla tua presenza che 1000 altrove. E così la presenza di Dio, come era tutto per Davide, dovrebbe essere tutto per la vita di noi cristiani. Per questo motivo io voglio leggere alcuni versetti dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, che sono dei versetti che ci introdurranno nella parola di oggi. Dal versetto 19 in avanti, questo è l'episodio della donna samaritana e Gesù. La donna, la samaritana, disse a Gesù: Signore, vedo che tu sei un profeta. Allora dimmi, visto che sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, il monte Gerizim, ma voi giudei dite che bisogna adorare a Gerusalemme. Dov'è che bisogna adorare? Gesù le rispose: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Amen. Signore Gesù, in questo momento ti chiediamo grazia e misericordia affinché la tua parola possa in qualche modo toccare i nostri cuori e produrre in noi quella trasformazione sovrannaturale che solo il tuo spirito può compiere nelle nostre vite. Tocchi i nostri cuori questa sera, tocca le nostre menti, visitaci e compi la tua volontà dentro di noi. Che il tuo spirito abbia la libertà di agire oggi, questa sera, che possa trovare un terreno fertile dove piantare il suo seme, un seme di fede che possa generare molto frutto dentro ognuno di noi. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Questo testo, come ho detto, questo episodio è il famoso episodio della donna samaritana e di Gesù. Gesù è a questo pozzo, il pozzo di Giacobbe in Samaria, e arriva questa donna samaritana, insomma hanno questo dialogo. È un testo meraviglioso perché ci rivela tantissimi segreti, tantissime cose dello stesso Dio. Ci dice che Dio è spirito. In questo testo noi conosciamo l'essenza di Dio. Ci dice in che modo dobbiamo adorare Dio, in spirito e verità. Insomma, in questo testo noi troviamo veramente una quantità incredibile di conoscenze, di informazioni per la nostra vita. Ma ciò che mi interessa di più in questo testo sono i primi versetti. In realtà ho letto fino in fondo perché poi è molto bello vedere tutta la parte finale di questo discorso, ma sono proprio i primi versetti che ci interessano di più, quando la donna chiede dov'è che dovremo adorare, e Gesù le risponde: non su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Chi sono prima di tutto i samaritani? Giusto per capire di che cosa stiamo parlando. I samaritani sono una popolazione che abitavano una regione di Israele. Erano una popolazione che una volta erano ebrei, dopodiché sono passati gli anni, sono successe tante cose, l'esilio in Babilonia, si sono mescolati con altre popolazioni e hanno cominciato ad avere un culto un po' diverso da quello ebraico. E per questo motivo c'era molta rivalità tra i samaritani e i giudei, tanto che i samaritani adoravano sul monte Gerizim
e i giudei adoravano a Gerusalemme. Ma perché i giudei adoravano a Gerusalemme? Perché? Per un semplice motivo: non c'era nessuna legge di Mosè che diceva devi adorare a Gerusalemme, non c'era niente di tutto questo, ma c'era una cosa a Gerusalemme per la quale i giudei andavano ad adorare lì, ovvero il Tempio di Dio. A Gerusalemme c'era il Tempio e per questo motivo i giudei adoravano a Gerusalemme, perché per i giudei nel Tempio di Dio c'era la presenza di Dio. Nell'ultimo versetto dell'ultimo capitolo del libro del profeta Ezechiele, lì Ezechiele fa tutta la descrizione di come sarà il Tempio a Gerusalemme, e quando finisce questa descrizione nell'ultimo versetto dice: da quel momento, da quando il Tempio sarà finito di essere costruito, da quel momento Gerusalemme si chiamerà Yahweh Shammah, che significa il Signore è là, la presenza di Dio è là. Per questo motivo i giudei adoravano a Gerusalemme, perché lì c'era il Tempio, lì c'era la presenza di Dio. E il Tempio di Gerusalemme era stato costruito con dei parametri, con una struttura ben precisa. Non era stato costruito a caso, era stato lo stesso Dio a dire come costruirlo. Perché il Tempio di Gerusalemme si rifaceva al primo Tempio di Salomone, e il Tempio di Salomone si rifaceva al tabernacolo che Dio aveva ordinato a Mosè di costruire nel deserto. E come ho detto, il tabernacolo aveva una struttura ben precisa. Dio aveva ordinato per filo e per segno come costruire questo tabernacolo. Ogni luogo, ogni materiale, tutto quanto, Dio aveva spiegato tutto. Praticamente si entrava nel tabernacolo da una porta, e quando entravi ti trovavi in un atrio, chiamiamolo così, un patio, era un patio aperto. Lì venivano fatti i sacrifici degli animali. Questo patio iniziale era costruito prevalentemente in bronzo, perché il bronzo, secondo la simbologia biblica, significa giudizio. È lì che avveniva il giudizio di Dio. Superato questo primo patio, si passava da un'altra porta e si entrava nella seconda stanza, chiamata il luogo santo. Questo luogo santo era il luogo in cui c'era l'altare dell'incenso, la tavola con i pani di rappresentazione, il candelabro d'oro, c'erano molte cose. E questo luogo era costruito prevalentemente in argento, perché secondo la simbologia biblica l'argento rappresentava la redenzione. E infine si passava dall'ultima porta, c'era questa tenda, questa cortina, tu entravi nell'ultima porta e ti trovavi nel luogo santissimo, nel santo dei santi, dove c'era l'arca dell'alleanza, la presenza di Dio. Dentro l'arca dell'alleanza c'era le tavole della legge, quelle che Dio aveva dato a Mosè, c'era la verga di Aaron, c'era la manna del deserto, e questo luogo era tutto d'oro, perché l'oro rappresentava l'adorazione, l'oro rappresentava la divinità. Questo era come Dio aveva detto di costruire il tabernacolo e come poi è stato costruito il Tempio a Gerusalemme. Perché vi sto dicendo tutte queste cose? Alla fine a noi a cosa interessano queste cose? Come abbiamo detto, Gesù ha detto l'ora viene che non si adorerà più a Gerusalemme, non si adorerà più nel Tempio, no? Cioè Paolo dice Dio non abita in templi fatti da mani d'uomo. Sappiamo che lo Spirito Santo abita dentro di noi. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. È qua che Dio oggi abita. Quindi perché ci serve sapere tutte queste cose? È vero. Tutto questo è vero. Gesù ha detto l'ora viene che non si adorerà in Samaria, non si adorerà a Gerusalemme. E Gesù ha detto proprio l'ora viene, vuol dire sta per arrivare. Perché veramente stava per arrivare quel momento. E quel momento sarebbe stato quando Gesù sarebbe salito sulla croce. Quel momento che abbiamo celebrato prima, quando Gesù è morto per noi. È successo qualcosa di incredibile, perché nel Tempio di Gerusalemme, quel velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo si è strappato in due.
Anticamente nel luogo santissimo soltanto il sommo sacerdote poteva entrare, nessun altro poteva entrare. Se qualcuno si azzardava a oltrepassare quel velo, Dio lo avrebbe fulminato all'istante. Nessuno poteva entrare alla presenza di Dio, solo il sommo sacerdote una volta all'anno. Ma a partire da quel momento, quando Gesù è morto, quando quel velo si è strappato, Gesù ha permesso ad ognuno di noi di accedere alla presenza di Dio, di entrare nel santo dei santi, di entrare nel luogo santissimo. Prima non avremmo potuto farlo, era necessario che questo avvenisse perché nessuno era abbastanza puro da entrare alla presenza di Dio. Nessuno di noi era abbastanza puro da entrare alla presenza di Dio. Ma dal momento che Gesù è morto, ha versato su di noi una cosa miracolosa chiamata la grazia. E questa grazia ci purifica a tal punto che noi possiamo entrare alla presenza di Dio. Così come c'è scritto in Ebrei 10, avendo dunque, fratelli, la libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che è il corpo che Gesù ha dato per noi, per quella via nuova e vivente che Lui ha inaugurato per noi attraverso la cortina, attraverso questa tenda, vale a dire la sua carne. E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci, entriamo in questo luogo santissimo, avviciniamoci alla presenza di Dio, avviciniamoci con un cuore sincero, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi, avendo i cuori lavati da quell'aspersione che li purifica, da cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura. Noi possiamo oggi entrare alla presenza di Dio grazie al sacrificio che Gesù ha fatto. Questa presenza di cui abbiamo tanto parlato, di questa presenza che abbiamo sentito mercoledì con gli uomini, questa presenza che tu probabilmente hai già sentito almeno una volta nella tua vita. In questa presenza noi possiamo entrare, noi possiamo avvicinarci. È qualcosa di meraviglioso quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi attraverso quel sacrificio. Quindi sì, l'accesso a questo luogo è per tutti. L'accesso alla presenza di Dio è per tutti quanti. Gesù è morto per tutti. Gesù ha dato a tutti quanti noi la possibilità di entrare, di accedere alla presenza di Dio. Perché noi siamo il Tempio di Dio. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Noi potremo dichiarare sulla nostra vita Yahweh Shammah, il Signore è qua. Il Signore è qua. Lo Spirito Santo vive dentro di te. La presenza di Dio vive dentro di te. O meglio, può vivere dentro di te. Perché io voglio seguire una certa logica questa sera insieme a te. Se Dio ha detto a Mosè, costruisci un tabernacolo e che sia fatto in questo modo, prima ci sia la parte del giudizio, poi la parte della redenzione e infine la parte della presenza di Dio. Se allo stesso modo Salomone ha costruito un tempio dividendolo in 3 parti, la prima la parte del giudizio, la seconda la parte della redenzione e per ultima la parte della presenza di Dio. Se Gerusalemme ha avuto un successivo tempio costruito nello stesso identico modo, perché il tempio che oggi è dentro di noi, che Dio ha messo dentro di noi, perché la Bibbia ci dice noi siamo il tempio dello Spirito Santo, perché questo tempio dovrebbe avere una struttura diversa. Perché? Il tempio che vive dentro di noi non può avere una struttura diversa da quella che Dio ha comandato che deve avere.
Non può. E per questo io voglio dire agli uomini che mercoledì nel nostro fantastico Big Bracer hanno sentito la presenza di Dio. Ascoltate molto bene quello che vi dirò adesso. E a tutti coloro che hanno già sentito nel loro cuore la presenza di Dio, ascoltate molto bene quello che vi dirò adesso. Perché abbiamo visto troppe volte, infinite volte, persone venire in chiesa e attraverso le lodi inginocchiarsi e piangere alla presenza di Dio. Persone entrate vuote, riempite dallo Spirito Santo, ma poi uscite vuote come erano entrate. E questo non è il proposito di Dio per le nostre vite. Non è questo che Dio vuole per noi. Dio vuole che noi viviamo nella sua presenza, non che sentiamo e basta la sua presenza, che viviamo nella sua presenza. Ma affinché noi possiamo vivere nella presenza di Dio costantemente, c'è bisogno di costruire un tempio dentro di noi. E il tempio dentro di noi non può essere diverso da quello che Mosè costruì nel deserto. Affinché noi possiamo vivere continuamente questa presenza di Dio, il nostro tempio deve avere una prima parte costruita in bronzo, una prima parte dove c'è il giudizio di Dio. Quando Mosè costruì quel tempio, quel tabernacolo, nella prima parte, era lì che si offrivano gli olocausti per il peccato. Era lì che si facevano i sacrifici per il peccato. Era lì che la persona pentita andava dal sacerdote e gli diceva: tieni la mia offerta, tieni il mio agnello, tieni il mio montone, sacrificalo per il peccato. Se noi vogliamo che la presenza di Dio regni sulle nostre vite, la prima cosa che noi dobbiamo fare è avere una vita di pentimento. Non può esserci presenza di Dio costante nelle nostre vite se noi non abbiamo una vita di pentimento. Se noi pecchiamo e non ci pentiamo per quel peccato. Se noi viviamo in vizi e non ci pentiamo per quei vizi. Ogni pensiero sbagliato, ogni pensiero cattivo contro il nostro fratello, contro la nostra sorella, ogni pensiero di adulterio, ogni pensiero di fornicazione, ogni pensiero di qualsiasi tipo che sia contro la legge di Dio, che noi facciamo ogni giorno, noi dobbiamo costruire un tempio che abbia al primo posto il pentimento su questi pensieri, che abbia al primo posto il pentimento sulle azioni malvagie che compiamo ogni giorno, che abbia al primo posto il pentimento per le bugie che diciamo ogni giorno, alla nostra moglie, al nostro marito, ai nostri amici. Se tu vuoi vivere nella presenza di Dio, non puoi vivere senza una vita in cui tu ti penti davanti a Dio per i tuoi peccati. Il pentimento, il ravvedimento è al primo posto. Quando le persone a Gerusalemme hanno visto Pietro e gli apostoli ripieni di Spirito Santo in Atti 2, che parlavano in altre lingue, che profetizzavano, le persone hanno cominciato a dire: anch'io voglio questo potere, anch'io voglio questo spirito. Sapete cosa ha risposto Pietro? Non c'è problema. Come prima cosa ravvediti, poi sii battezzato e lo Spirito Santo scenderà su di te. Al primo posto c'è il ravvedimento per chi vuole sentire la presenza di Dio nel proprio cuore. Al primo posto c'è il pentimento quotidiano. Superato questo primo step, questa prima parte del tempio, si entra nella seconda parte che noi dobbiamo costruire. È quella parte d'argento, è quella parte della redenzione, quella parte del riscatto, quella redenzione che Gesù ha dato a noi salendo sulla croce. Gesù ha comprato la tua vita per mezzo del suo sangue. Gesù ti ha comprato. E questa parte della redenzione è la parte in cui tu devi dichiarare: Gesù, io dichiaro che sono tuo. Tu mi hai comprato, io sono tuo. La mia vita è tua.
io mi arrendo a te. Questa è la seconda parte di questo tempio. Non può esserci una vita alla presenza di Dio se noi non dichiariamo che noi siamo dell'Eterno, se noi non dichiariamo che noi siamo di Gesù. Il fatto di noi essere di Gesù comporta diverse cose. Prima cosa che comporta: se tu sei di Gesù, non puoi essere di nessun altro. Dio non condivide il suo tempio con nessuno. Se tu vuoi costruire un tempio dentro di te, sappi che Dio non lo condividerà con nessuno. Non puoi costruire qualsiasi tempio nel tuo cuore. L'unica volta che hanno provato a mettere la presenza di Dio, l'arca dell'alleanza, in un tempio che non era il tempio di Dio, Dio ha distrutto quel tempio, ha fatto cascare a terra la statua del Dio straniero che c'era lì, ha fatto un vero caos, diciamo così. Il tuo tempio non può essere, il tempio di Dio che c'è in te non può essere condiviso con altri dei. E quando si parla di altri dei, lo sapete, non si sta parlando di Zeus, non si sta parlando di Thor, si sta parlando di tutti quegli idoli che noi abbiamo nella nostra vita, tutte quelle cose che noi mettiamo al primo posto, che noi mettiamo come priorità della nostra vita. Se tu dici che tu sei di Dio, la tua priorità è Dio. Se tu sei suo, come può essere diverso? Quando si parla di questo, quello che mi viene sempre in mente è la parabola dei talenti. Nella parabola dei talenti noi vediamo che un signore, un padrone, dà 5 monete a un servo, ne dà 2 a un altro, ne dà 1 a un altro. E gli dice: adesso con queste monete voi dovete farle fruttare. Io vado via un tempo, quando tornerò voglio vedere quello che è successo con queste monete. Il primo servo delle 5 monete ha investito le 5 monete e ne ha guadagnate altre 5. Il secondo ha investito le 2 monete e ne ha guadagnate altre 2. Ma il terzo, per paura di perdere quella moneta, ha scavato una buca, ci ha nascosto la moneta dentro. Quando il padrone è tornato, ha visto che il primo servo aveva raddoppiato le monete, il secondo servo aveva raddoppiato le monete, ma il terzo servo gli ha riportato quella unica moneta che aveva ricevuto. Ovviamente dei primi 2 servi il padrone è stato felice, ma il terzo lo ha cacciato via. Sapete che cos'è venuto al servo delle 5 monete in cambio? Non è che il servo delle 5 monete ha investito le 5, ne ha guadagnate altre 5 e se ne è tenute 2. Ne ha ridate 8 al padrone. Non è così. Lui non ci ha guadagnato niente. Ne ha investite 5, è arrivato con 10 monete e tutte e 10 le ha date al suo padrone. Quello delle 2 è uguale. Aveva 2 monete, le ha investite, ne ha guadagnate altre 2. Aveva 4 monete, ha dato tutto al suo padrone. Lui non ci ha guadagnato niente. Se noi siamo di Dio, noi lavoriamo per Dio, anche se non ce ne viene niente in cambio. Se tu dichiari, se sei disposto a dichiarare: io sono di Dio, io sono di Cristo, allora vuol dire che tu sei disposto a prendere la tua croce, a prendere quello che Dio ti ha dato, a prendere la tua chiamata e andare a fare l'opera di Dio. E se non ne ricevi niente in cambio, tu stai lavorando per Dio. Se il regno di Dio si ingrandirà, se il regno di Dio prolificherà per mezzo della tua vita, tu starai compiendo la tua chiamata. Tu starai facendo come il servo buono e fedele, indipendentemente che ti venga o no qualcosa in cambio. Ma una cosa è certa, che alla fine di questa tua chiamata tu sentirai la voce del tuo padrone dire: bravo, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Se noi vogliamo vivere nella presenza di Dio,
Noi dobbiamo passare da questa seconda parte, la parte del riscatto, la parte in cui noi dichiariamo: Gesù, tu mi hai comprato, io sono tuo. Pensa una cosa meravigliosa, no? Di questo tabernacolo. Questa parte d'argento fu costruita molto probabilmente perché gli ebrei non avevano soldi, non avevano ricchezze. Le uniche ricchezze che avevano erano quelle che avevano portato via dall'Egitto, e avevano portato via tantissimo argento dall'Egitto, e probabilmente tutta questa parte fu costruita con questo argento che un tempo serviva per abbellire il mondo, ma che oggi serviva per abbellire il Tempio di Dio. Questo è quello che accade anche a noi, quando noi siamo disposti a dire: Gesù, io sono tuo. Quelle bellezze che Dio ti aveva dato, quei talenti, quei doni che Dio ti ha dato, che un tempo magari ti facevano bello davanti al mondo, oggi tu li potrai mettere davanti a Dio, potrai metterli nel Tempio di Dio. È qualcosa di meraviglioso. Infine, dopo tutto questo, si può entrare finalmente nell'ultima parte, nel Santo dei Santi, nella parte dell'adorazione. A quel punto noi possiamo entrare nella presenza di Dio, una volta che noi ci pentiamo per i nostri peccati, una volta che noi diciamo: Gesù, io sono completamente tuo, tutto ciò che è mio è anche tuo. A quel punto noi possiamo entrare alla presenza di Dio con un cuore sincero e con piena certezza di fede, così come c'è scritto nella lettera agli Ebrei. Io voglio invitarti ad alzarti in piedi prima di terminare. Come ho detto all'inizio, no? Ci ho visto, e molti di noi hanno sicuramente visto tante persone entrare nella presenza di Dio, ma subito dopo uscirne e non tornare più. Sentire un muovere dello Spirito, ma dimenticarsi subito di tutto questo. E non è quello che Dio desidera per le nostre vite. Però questa sera hai due scelte, diciamo così, due possibilità. La prima possibilità è quella di dire: pastore, sinceramente a me non mi interessa niente di tutto questo. A me va bene venire in chiesa il sabato, sperare che ci sia un culto infuocato e riempirmi della presenza di Dio in quel culto lì. E poi, anche se sto per 4, 5, 6 mesi o anche di più senza più niente del genere, per me non c'è problema, non fa differenza. Rispetto questa tua scelta, non la condivido, ma la rispetto. Se invece tu questa sera vuoi dichiarare che vuoi essere come un Davide, che vuoi dire: Dio, toglimi tutto ma non la tua presenza. Se tu vuoi dichiarare: Dio, per me un giorno alla tua presenza vale più di 1000 giorni lontano da te. Se tu vuoi dichiarare tutto questo, sappi che devi cominciare a costruire un tempio nel tuo cuore, un tempio in cui ci sia pentimento, un tempio in cui ci sia questa redenzione del dire: io appartengo a Gesù, e consegnare a Lui la tua vita. Secondo alcuni commentari giudaici, queste 3 porte di questo tempio di Salomone avevano dei nomi. La prima porta, quella
attraverso la quale si entrava nel patio, si chiamava la via. La seconda porta, quella attraverso la quale si entrava nel luogo santo, si chiamava verità. E infine l'ultima porta, quella attraverso la quale si entrava nel luogo santissimo, si chiamava la vita. Io non so se questo sia vero oppure no, ma Gesù in Giovanni 14 si presenta a noi dicendo: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno può andare alla presenza di Dio se non per mezzo di me. Gesù è colui che può creare in te la fede che generi un vero pentimento nel tuo cuore. Gesù è colui che è morto per te, che ha versato quel sangue, ha strappato quel corpo affinché la vera redenzione si potesse compiere nella tua vita, comprandoti dal peccato e dandoti la vita eterna. Gesù è colui che abita dietro quell'ultima tenda e che noi dobbiamo entrare lì per godere della sua presenza e adorare il suo nome. Se questa sera tu ancora non conosci questo Gesù, io voglio invitarti a ricercarlo. Ricercalo nel tuo segreto, ricercalo in preghiera, ricercalo nelle lodi, ricercalo dove tu pensi che lo possa trovare. Ma la Bibbia ci fa un invito: cercate Dio finché lo si può trovare. Purtroppo non sempre si può trovare questo Dio. Purtroppo arriverà il giorno in cui magari non ci sarà più tempo di trovarlo. La Bibbia ci dice anche che oggi è il tempo. E allora non aspettare, ricerca questo Dio. Ha cambiato la vita di tante persone che sono qua dentro, e se oggi ancora non lo conosci, forse Lui può cambiare anche la tua. Per te che magari oggi ti senti lontano da questa presenza, che magari è da tanto che non senti la presenza di Dio, ma che vuoi tornare a viverla giorno dopo giorno, io voglio farti ancora una volta un invito: comincia a costruire questo tempio nel tuo cuore. Comincia a inginocchiarti davanti a Dio, pentendoti dei tuoi peccati. Comincia a cercarlo in preghiera, chiedendo scusa per ogni pensiero, per ogni azione, per tutto quello che hai fatto già contro di Lui. Comincia a dichiarare che la tua vita è sua. Puoi dire così: io sono tuo. Amen. Ti ringrazio, Signore, per questa serata, e io ti prego che tu possa toccare il cuore di ogni persona qua presente questa sera. Attraverso quest'ultima lode, Signore, fai sentire questa presenza a chi non l'ha mai provata, o fai sentire questa presenza a chi non se la ricorda, questa presenza dalla quale chi già è entrato non vuole più uscire. Io ti chiedo, Signore, che noi possiamo essere tuoi figli che hanno il desiderio di immergersi in questa presenza, che hanno il desiderio di sentire il tuo fuoco bruciare nei nostri cuori. E per questo, Signore, io ti chiedo che tu possa farti conoscere, Signore, da chi ancora non ti conosce, che ognuno qua possa scoprire chi è la via, chi è la verità e chi è la vita, questa strada che ci conduce direttamente da Dio. Nel nome di Gesù, Signore, io ti chiedo a chi ancora non ha costruito un tempio nel suo cuore, che possa uscire di qua e vivere da oggi, a partire da oggi, una vita di pentimento, una vita di redenzione, una vita ai tuoi piedi, dichiarando: Padre, io sono tuo, fai di me ciò che vuoi. Nel nome di Gesù, Signore, per questo io ti prego questa sera, benedici la tua Chiesa. Amen.
sei tutto ciò che io vorrei, ciò che pensavo di volere non si compara a conoscerti. Io sono tuo e tu sei mio, ho trovato in te il mio tesoro ed io amerò fino alla fine a guardare gli occhi tuoi. Voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare, niente più mi può soddisfare. Io dell'argento e dell'oro, sei il mio bene più prezioso. Adesso che io ho provato la tua bontà, niente più mi può soddisfare. Di cari voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare, niente più mi può soddisfare. Voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare, niente più mi può soddisfare. Io invece io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro, sei il mio tutto, sei il mio tutto, io non voglio nessun altro, sei il mio tutto, sei il mio tutto, io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro, sei il mio tutto, sei il mio tutto, io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro, sei il mio tutto, sei il mio tutto, io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro, sei il mio tutto, sei il mio tutto, io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro, sei
niente più mi può soddisfare, niente più mi può soddisfare, voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare, niente più mi può Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah. Quanti vogliono vivere alla presenza di Dio ogni giorno della loro vita? Dio ti ha chiamato per essere il suo tempio. Hai la necessità di costruire un tempio nel tuo cuore, un tempio che non può essere condiviso, un tempio che si allontani dal peccato, un tempio che dichiari ogni giorno che tu sei del Signore. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore per terminare questo momento. Possiamo accendere le luci, stiamo dirigendoci verso la fine del nostro adorarti. Vogliamo dare qualche avviso prima di terminare. Chiamo Gilson, se anche dalla regia ci possono aiutare.
Buonasera a tutti, pace, come state? Bene? Bom, voglio fare il primo avviso oggi. Non so se sapete tutti quanti, ma il 11 sta arrivando. Cosa avremo l'11? Ho sentito qua più forte. Cosa? La nostra serata di gala non è questo è un altro avviso. Quindi avremo qua una serata bellissima, bellissima, divertente e soprattutto una serata dove la presenza di Dio ci sarà anche Lui sulla nostra vita. Perché io so che dove c'è 2 o 3 persone che è lì nel nome di Gesù, anche Lui è lì. Amen? Non sarà una serata solamente per regalare o dare un premio al meglio dell'anno, ma soprattutto glorificare a Dio. Vado a fare qua un spoiler, né? Saranno 10 categorie. Ogni categoria ci saranno 3 persone che staranno lì, come dice, sarà una competizione. Però il vincitore sapremo soltanto nell'ora giusta qua, né? Però ogni persona che sta competendo è stato già ricevuto l'invito, vero? Chi è stato indicato qua? Ci sono di più. Sì, state attenti. Cosa volevo chiedervi a tutti quanti? Chi già è fatto l'iscrizione? Abbiamo una lista di più o meno 45 persone che ha già fatto l'iscrizione. Quindi non perdere tempo. Doveva essere la settimana scorsa la scadenza per fare l'iscrizione, ma se vuoi ancora fare, oggi devi fare e oggi devi pagare il 5 euro, va bene? Bom, tutti quanti sanno che dovremo stare vestiti così, vedi che bello? Elegantissimo. È elegante, anche le scarpe così più giovanili, ma va bene, dai. Amen? Tutto a posto? Chi ci sarà? Alza le mani così, alto, così, vogliamo vedere di qua. Di là? Grande. Ci sono, alleluia. Bom, questo è il primo avviso, ragazzi, primo avviso. Se non hai trovato ancora il tuo vestito, veloce, sta arrivando venerdì. C'è qua la feira, adesso non si può più, era oggi, adesso non si può più. Ma ci sono posti, se hai dubbi dove trovare qualcosa, vieni da me dopo il culto, anche la Vanessa puoi dare una mano e dire dove si può trovare l'abbigliamento giusto, va bene? L'altro avviso, domani abbiamo cosa? Abbiamo cosa? Fusion! Alleluia! Abbiamo qua dalle 2 in poi. Alle 2 avremo il nostro pre-fusion. Abbiamo qua un momento divertente di gioia, di giochi, il calcetto che gli piace, sarà molto buono, molto divertito. E dopo alle 4 inizieremo il nostro culto dei giovani, il nostro fusion. Non perdete tempo, venite pure in nome di Gesù, perché io sono sicuro che sarai benedetto questo pomeriggio. Amen? Una cosa importante che mi sono dimenticato. Per il gala, ogni giovane della chiesa è automaticamente invitato, va bene? Tutti quanti che fa parte del gruppo di giovani, o se non fa parte del gruppo di giovani, però è un giovane come me, 42 anni, può venire, non c'è problema. Però ogni giovane riceverà 2 inviti. Ognuno di loro, ogni giovane potrà invitare 2 persone, va bene? La mamma, il papà, la nonna, non so, puoi invitare quello che vuoi, amen?
Quindi tutti i giovani della Chiesa e tutti quelli che fanno parte del gruppo su WhatsApp dei giovani, del Fusion, sono invitati automaticamente. Va bene? È stato chiaro? Amen. Mi sono dimenticato. Alleluia. La Vanessa non è qua, che mi Non ci sono altri avvisi, vero? Ci sono? Be Mine, però la Rosy è di là. Comunque Be Mine è il nostro gruppo di teatro. Oh, ok, sono ancora aperte le iscrizioni al nostro gruppo di teatro, quindi dopo il culto potete cercare la nostra sorella Rosy, che adesso è di là a fare la messa dai bambini, per iscrivervi nel gruppo di teatro Be Mine, che stanno preparando il teatro per il Natale, per la cantata di Natale. Quindi se avete queste doti di attori o volete provare ad avercele, parlate con la Rosy dopo il culto. Ancora? Finish, bene. Vi do io un avviso molto importante. Chiedo a Fabio se può alzarsi in piedi. No, Fabio, non c'è niente, non è il tuo compleanno. Questo bel ragazzo che vedete sempre vestito bene è il responsabile per il calcio con proposito. Avviso importante. No, facciamo più forte, no, per il calcio con proposito. Bravo, ha vinto contro i giovani, no, scherzo, non è vero. Martedì staremo giocando a calcio, andiamo sempre in un campo qua vicino ogni 2 settimane. Se volete partecipare al calcio, parlate con Fabio, che dopo vi mette nel gruppo di WhatsApp, così è un momento per stare insieme, se vi piace giocare, fare un po' di attività, ma anche un po' di comunione tra noi uomincelli, ok? Penso che gli avvisi sono finiti. Vi do un altro avviso, però ci possiamo alzare in piedi, adesso faremo il momento delle decime, delle offerte. C'è il culto in casa, scusatemi, è vero, questo mercoledì c'è il culto in casa nelle 5 zone di Verona. Se ancora non fai parte di nessuna di queste zone, ti invitiamo a ricercare il leader di in casa, sono qua dietro di me. Lascia un pochino questo banner qua, così già le persone possono vedere dove potrebbero andare in base alla loro vicinanza di abitazione. Finché lo guardate vi do anche un altro avviso. Adesso faremo un momento delle decime, delle offerte. Tu che hai portato la tua offerta potrai portarla. Ci sarà la missionaria Katia là dietro col POS, tu che vuoi offertare in questo modo, con la carta, col bancomat, ma là dietro insieme alla missionaria Katia e al POS ci sono anche delle buste per le offerte per missioni. Stiamo, come già sapete, da un paio di mesi supportando la nostra prima inviata, la nostra prima missionaria, che è la figlia del nostro caro fratello Andrea, che partirà questa settimana per la sua prima missione in Kurdistan. Non è proprio un luogo in cui predicare il Vangelo è così facile, è una vera missione quella che sta facendo. E se volete contribuire con questo progetto di missioni ci sono le buste là dietro da prendere per dare la tua offerta in questo modo. Ma oltre a questo abbiamo anche la cucina questa sera, giusto Sandra? Kibi brasiliani, e il ricavato della cucina anche questo sarà per le missioni, per questo progetto di missioni. Potrete mangiarlo qua, ci sarà anche modo per portarlo a casa, se volete portarne a casa un po' per domani, per gli amici, per la domenica e quant'altro, ma il ricavato sarà appunto per questo progetto di missioni, ok? Tutto qua. Facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua offerta, con gioia portala alla casa del Signore. Dio ama un donatore gioioso. Tu che oggi non hai gioia di dare la tua offerta, lasciala in tasca, magari non spenderla, la porti la settimana prossima con gioia. Ma tu che oggi hai già gioia di portarla, allora offerta alla casa del Signore. Padre, nel nome di Gesù in questo momento ti preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte, per le nostre primizie, Signore, per quello che oggi tu hai messo nel nostro cuore di portare alla tua casa. E io ti chiedo, Dio, che possano essere usate al meglio per la tua opera. Continua, Signore, a fare prosperare quest'opera affinché possa raggiungere sempre più anime, che il tuo nome possa essere ogni giorno glorificato di più e di più. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù.
Amen. Stiamo per terminare, vogliamo invitare qua i nostri fratelli e sorelle che hanno fatto il compleanno nell'ultima settimana per fare una preghiera per loro, benedire le loro vite. Ci sono qua 2 festeggianti che stavano già festeggiando di là, in realtà abbiamo fermato la loro festa per questo momento, ma io ti chiedo se puoi alzarti in piedi. Per me? Se possiamo alzarci in piedi per fare una preghiera, per benedire la loro vita. Oggi ci sono qua 2 bellissime signorine, Lorena e Isadora. C'è qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Non è un momento solo per bambini. Tutti quelli che hanno compiuto gli anni possono prendersi la preghiera del compleanno. Renata, che bello! Qualcun altro? Fate cadere la barriera della vergogna. Stanno cadendo le mura. Amen. Stendiamo le nostre mani verso di loro, benediciamo la loro vita questo nuovo anno. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, ti preghiamo per la vita di Lorena, di Isadora, di Renata, di queste 2 figlie a cui hai dato un altro bellissimo anno di vita di cui poter godere la tua presenza. Ti chiediamo, Signore, che tu possa riempire questo loro anno con la tua gioia, con la tua pace, Signore, con la salute, con la serenità, ma soprattutto, Signore, con la presenza che viene da te. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. E allora se possiamo fare così con le nostre mani,
per ricevere anche noi la stessa benedizione che abbiamo desiderato sulla vita di queste nostre sorelle. Chiediamo al nostro Dio che possa riempire questa nostra settimana con la sua pace, col suo amore, con la sua gioia, con la sua allegria, con la sua presenza, con tutto quello che dal cielo ha deciso di donare a noi e alle nostre famiglie. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione che abbiamo con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.